Speriamo bene. Buongiorno amici del canale. Oggi siamo a visitare una villa, siamo sulle colline bolognesi e in realtà, più che villa ormai, Un rudere. è un grandissimo marcione, però abbiamo visto un video e ci sono degli interessanti spot fotografici. Quindi abbiamo deciso di venire a vederla. Mamma mia, sto battendo i denti. E speriamo di non In questo morire. momento ho freddo. È messa tanto male. Cioè, già anche là dietro si vede c'è un buco sul muro. Vabbè. Beh, no. Si vede che c'è il tetto crollato all'ultimo piano, però insomma, con estrema attenzione proviamo a entrare e vedere se effettivamente è come immaginiamo. Mi è venuto un freddo boia a sto momento perché c'era il riscaldamento a manetta in macchina. Aiuto! Povera vecchia. Ecco, bene, dai, andiamo a vedere e speriamo non ci crolli tutto in testa. Ok, si entra di qua? Penso proprio di sì. Là manca un pezzo di soffitto. Perfetto. Ma te devo riuscire a entrare, ascoltami. Tieni questo, poi me lo passi. Ma stai registrando? Sì. Ciao. Mamma che spavento! Infatti ti sentivamo là. Com'è? C'è un buco sopra qua. Non c'era questo però. Non lo so. Allora però sta stanza. Se faccio anche una fotina. C'è rimasto quasi intatto il caminetto. Sì, C'è un cuscino là. sì. Stamattina. Un cuscino con un angioletto. Cioè qua si alza il pavimento. Vedi? No, qualcosa di rotto. Dove? Qua, dove sono io. C'è qua. A Nocca. Sono i cavi della corrente Ah, e delle crepe. Mamma mia. mamma. Madonna. Sta in piedi per miracolo sta casa. Ah, sì. Appunto Questo è un poi. vecchio contatore che di là c'è quello nuovo che è ancora rosso. Questa è una vecchia stufa. Aspetta. Ma perché sento dei rumori? Non so Sì, se ragazzi, sono... sopra. Ok. Questa è una vecchia stufa. Stavo strettissimo. Qua scende acqua. Scusa. Guarda che finestre che avevano. Non vedo niente. Ecco. Ah sì. Lì c'è un mega camino. C'è un aspetta che... Camino gigante. Questa era una specie di cucina, secondo me. Ah sì. Vabbè, bisogna guardare molto bene se metti i piedi in questa... No, non andare più in là. No, volevo solo vederla. Sono proprio davanti a te. Vai, mi porto lì, scende acqua. Cioè, guarda che buco che c'è. Cioè... Madonna. Mamma mia, che bello.
Sì, che razza di crepe che ci sono qua. Mamma mia. Mamma mia. E mi sono accorto di una cosa che ho sbirciato. Ti faccio passare anche a te. C'erano le cantine qua sotto. C'erano. Dai, vedere. Porca vacca. Madonna. Non esistono più. C'è un buco. C'è un po' di ansia stare in sto posto. C'è un po' di inattesa qua. Guarda. Non l'avevo neanche visto. C'ha delle crepe assurde, dei buchi per terra che neanche ne parliamo. Madonna, che bel posto. No, no, davanti a te. Ma dai! È tutta fresca. È tutta frescata. La carta da parati è un po' affrescata sopra. Ma c'è, guarda, la TV vecchia. Sì. Ma c'è, che cos'è? Una Madonna. Una specie, qualcuno ha chittato per le foto. Direi di sì. Ah, e qua siamo dove c'è la poltrona, abbiamo fatto Sì. il cinto. Madonna, che cratere che c'è sta casa, però. Sì. Hai visto gli angoli? C'era la lampadina con le conchiglie sotto. Infatti stavo guardando che cos'era, scusate. No, aspetta, se no poi snormalla tutto con la mia luce. Beh, la TV sì, la vedi che è chittata perché guarda, è appoggiata sui Sì, cosi, come si chiamano? i blocchetti di piastrelle. Sì. Direi che possiamo sfondarci di clip. Io non so se hai notato, a parte l'altezza di sto soffitto, Sì, l'ho vista prima quando siamo entrati. Ma le crepe. le crepe, cioè guarda questa. Guarda quella dietro di te. No, questa. Questa è niente. Sì, no, ma qua, guarda, cioè ci vedi attraverso. Sì, l'ho vista prima. E quella dietro di te vedi il cielo. Vabbè, ascoltami. Andiamo di qua, vediamo com'è. Mi ha attaccato sulla finestra. Ragazzi, Io non lo so. Vediamo se non la veloce perché io non continuo a sentire rumori che non mi piacciono. questa era la piastra per cucinare. Sì. Ah, questo è un bagno. Perché È sano, sì, tutto intero. vecchiotto, ma. Famoso gabuzzino attaccato al bagno. Mamma mia. Guarda, Arrivo. c'è una Dio mio. copertura di un lampione, la serratura. Il gabuzzino. Guarda che avevano No, vestito ho visto. all'interno. La serratura sua. Sì. Che bello. E qua, madonna, va sto muro. Il numero. Ma è imbarcato. Andiamo a vedere di qua. Questo è l'ingresso. Sono le scale. E qua si scenderà. Le scale. Mamma mia. Ma è tutto affrescato qua. Bello. Basta che stai attento. Non dopo tutto tiene.
Sì, un po' di cannone naturalmente. Eh sì, no, anche perché non vengo a recuperarti da sotto, t'arrangi. Boh, ci siamo noi, dai. Io ti mollo là. Che hai le chiavi della macchina? Porca miseria, le chiavi della macchina. Ma c'è una scrivania là sopra. Sì, oh, non dirle quello che trovi, però deve vederselo nel video. E tanto li monta tutti lei. Esatto. No, però adesso perché non li monta? Madonna, che cosa c'è tutto, wow. C'è un tavolinetto. Mamma mia. Ho franato tutto. Quindi io qua vado a sinistra. Minchia. E vado avanti? Questo chissà che caspita di attrezzo era. E quello lì sembra una pompa per il vino. Sì. Che strano però. Sì, però vedi che c'è il filtro in mezzo. Sì. Qua c'è un pezzo di botte. Vai, anche il filo lì. No. No, che figata. Sì, non è finito lì, Si sente un po' strano però il pavimento. Ah, boh, ma qua tutto terra. C'è il pozzo qua. Sì, Mamma mia. No, ma ste botti qua sono straordinarie. passiamo per là. Questa era tutta la cantina che avevano. Sì, bravo. Puoi permettere il tappo? Sì. Sì, sì, questa è l'imbottigliatrice. Ah, ma vai proprio dietro? Sì, sì, vai, vai. Controlli. Che figata di posto. Scende acqua. Il soffitto è buono sopra. Sì, sì, sì. Ah, ma qua si risale? Sì, si risale, come mi ha detto il mio socio, là che si va fuori e non è bellissimo. Però ti consiglio di andare là. Mi permetto, Io vado a vedere. Qua c'è. E cos'è questo? L'abbiamo spostato noi qua. Ah, non lo so. Non ho idea. È una beveratoia per le vacche. Ma sai? Sì. Mai visto piccolo così? Perché è buono, si vede che avevano poca roba. L'acqua lì galleggiante e li bevevano. Incredibile. Due. Vai ancora per là. Sì, ma è infinito sto posto qua sotto. Bravo. Che caspita c'è qua? L'altro recupero. Un altro pozzo? Sì, recupero d'acqua. Bellissimo. Qua c'era qualcosa attaccato. Sei sicuro? No, ma bello sto posto. Sì. Qua ci sono le damigiane. Guarda anche solo che travi avevano. Sì, gigantesche. Da tenere anche qua. Anche qua c'è una volta. Chissà che caspita c'era qua sotto. Abbiamo tenuto tutte le bottiglie. Sì. Ah, qua è dove c'è il camino sopra che si vedeva il Sì, buco. sì, esatto. Mamma mia. Vuoi andare per là o usciamo lì dove eravamo prima? Per dove? Per di qua? Sì, sì. Facciamo il giro contrario. Sì, esatto. Guarda bene nel primo pozzo, perché ci sono 3-4 salamandre. Sai? Sì. Adesso vediamo. Le salamandre. Attaccate al filo. Ah, sì. Mamma mia. È tanta roba. No, ma sto... Questo non me lo sarei mai aspettato sotto qua. Qua ci sono i filtri. Filtri di quelli. C'è... Dico la macchina con l'aggeggio là. Sì. Mamma mia, che posto comunque. Sì, tanta Guarda che roba. qua... Sì, scusami che te l'ho No, no, davanti. vai, tranquillo. Qua c'è ancora la vecchia lampadina Sì, sì. appesa. Sì.
Che posto. Che razza di ragno anche qua. Vediamo qua cosa c'è. Sei. No, che figata. C'è l'asse da stiro e un po' di bottiglioni. Via. Sì, adesso non vado a vederlo. Tanto guardo il bagno qua. Mamma che doccia, anni 80 proprio. Avanti qua. Guarda che bagnetto. Ah sì, qua si vede che era bello affrescato. Ah, sì, meglio. Anche sopra. Qua c'era un alveare. Oh no? Sì, sì. Sì. Qua sono rimaste le tende intere. Mamma mia. Questa è la sedia, la poltrona che doveva andare giù prima. Siccome è mezzo crollato, direi che non andiamo neanche di sopra. No. No, Anche perché è rimasto solo un pezzo di pavimento e francamente... lo ignoro. Andiamo a vedere di là del corridoio, le altre stanze e poi scendiamo. Queste le ho viste. Di fronte a qua le ho viste prima, non c'è niente, sono vuote. Anche questo. Ah no, qua c'è il corridoio. Ci sei? Queste sono vuote, hai detto? Sì, ma se vuoi guardarla, ma non c'è niente. C'era un mega alveare lì dentro, Che a bello. destra, ma tutto morto. Che carità. Vedi? Ah, io vedo, vedi? E torno indietro. Sulle varie pareti, tante volte ho visto. Vedi delle scritte, delle Togli la luce. frecce. Ah sì, scusa, c'è una piccola Dio. sorella. Come se avessero provato a... Vieni fuori perché ci sono delle crepe enormi. Sì, avessero provato a pensare di fare dei lavori, Ma ma... siccome ci sono anche delle mattonelle segnate, sia su che Sì, giù, ho notato anch'io, ci sono le mattonelle, adesso io non so se si vede dal video, ma hanno dei numeri scritti, sono delle etichette con dei numeri. E non so se magari avessero pensato di provare a recuperarle e poi hanno mollato tutto perché... beh, giù anche sotto, adesso non me ne intendo, ma... giù nella cantina c'era del cemento nuovo sulle volte, quindi qualcosa devono aver fatto. Sì, però... Però non si sa se sia per via delle crepe o... Che poi non so se questa sia stata
tutto questo danno è stato fatto anche col terremoto. Dopo cerchiamo in internet. Potrebbe essere perché queste crepe sono tanto che roba da terremoto, eh. Poi, ripeto, non è che sia un'esperta io, francamente. Cerchiamo per di qua e poi vediamo se troviamo quell'altro coso fuori che c'era l'orologio, quell'altra struttura. Guarda, scusa se vuoi far vedere. Guarda, c'è proprio una piastrella dove si legge per questo qui, si legge molto bene. C79. Hanno tutte hanno sti numeri qua. Anche questa. State tolte, proprio tirate su. Ma come se poi dovessero rimetterle, no? Cioè, non Beh. so. Vabbè. Non so, non sono pratico. C'è un altro bagno, credo, qua. Qui c'è un bagnetto. Qui c'è un bagnettino. E qua un altro bagno. Bello questo bagno. Tutto azzurro. Che stata era, Ah sì, anche qua. sì, poi che carattere. Neanche per C4. Non so dirti. Sì, ma dico, abbastanza recente, insomma. Anni 80, Ah, un altro bagnettino minuscolo. anni 90, anni 80, non si sa. Non so, però, insomma. E vai. Piano. Distruggiamo la macchina fotografica. Tanto, non sarà niente. Hai visto? C'è tutti gli interruttori, guarda. Ah sì, proseguiamo di qua, dopo li guardiamo. Non so mai di vedere cosa. Mamma che buco che c'è qua. E anche sopra. Direi che più in là non andiamo. Facci vedere i fantocci. C'è anche il puntaglio qua che Sì, non che ho ormai. puntellato niente. C'è uno ormai. Guarda, sta staccando tutto l'intonaco. Ah sì, gli affreschi. Che peccato. Tutto perso sta roba qua. Sì. Ah, questa era una camera da letto. Sì. Era. Che peccato. Oh. Ma guarda che buco. Sì, era anche il soffitto. Porca vacca. Qua ci sono tutte le tende Sì. come si usavano una volta. Cosa c'è qui? Qua l'hanno scavato. Aspetta che trovo, se no si marmella tutto. Ci sono dei numeri che C12. Anche quelli sopra avevano C. Può essere che siano gli stessi. Magari hanno fatto delle prove per vedere se era possibile fare i lavori, se queste pietre tenevano, boh. Chi lo sa, però anche qua ci sono le belle crepe. Sì. Io politicamente, o poco politicamente, direi che mi sa che siamo fra gli ultimi a vedere sta casa perché sta villa, sta Sì, buono. io direi anche che usciamo prima Sì. che ci crolli qualcosa in testa. Faccio una Guarda foto. la porta dietro di te. No, vabbè, è smontato sotto, amore. Ma Eh sì, non vedi che è staccata dai cardini? no, ci sono i crepi là. Sì, ho capito, però non è che è la porta inclinata. Vabbè, Esagerato. ti faccio luce. Sì. Guarda qua i carotaggi. Questi sono i carotaggi questi? Potrebbe essere, però rotondo così, ma è uno Ce ne sono un paio di rotondi là, Dove? Là sul mucchio di Guarda, vedi che sopra là c'è scritto Q2 15. con un buchino rotondo perfetto. Ah sì, Può essere che... Poi se qualcuno se ne intende di queste cose, magari in un commento ci spiega cosa
cosa pensavano di fare, a cosa serve ste robe. Sarebbe interessante saperlo. Madonna, sembra un fantasma. Ma che occhiaie. Dai, fai la foto, dai. Sì. Comunque uscire da qua, che è quasi, adesso qua dentro è buio, però fuori c'è ancora un goccino di luce, ti trovi con la luce del contatore, che è staccato, però i figli gli arrivano ancora, pare un allarme, fai un colpo. Boh, rischiato, rischiabile, possiamo uscire. Esatto. E... Perché sento un cane da qualche parte, non Sì, vorrei... ma c'è qualche casa qua vicino. Comunque dai, no, sono contenta di aver visto questa villa perché appunto non so per quanto ci sarà ancora perché è messa proprio tanto male. Io credo che dove c'era il caminetto con la poltrona, dal video che avevo visto, non c'era quel buco sul soffitto e le macerie giù, quindi penso che sia una cosa poi no. di oggi, ieri. Andiamo a rivederlo per curiosità, ma sentivano un sacco di rumori dentro. Adesso, come avete visto all'inizio del video, abbiamo trovato altri 2 esploratori che saluto. Ciao Tusi. E quindi magari i rumori che sentivamo erano loro sentivano noi, non lo so, però non è stata proprio un'esplorazione tranquillissima, però ne è valsa la pena perché appunto questo è un gioiellino Che è destinato a morire. purtroppo destinato a morire. Io penso che abbiano rinunciato, se quelli che i segni che abbiamo trovato sono effettivamente di lavori, scusate, penso che abbiano rinunciato. Vabbè, si è spenta la luce. E No, siamo al spenta buio. io. Siamo al buio totale. Vabbè, non importa. Vabbè, dai, torniamo alla base allora. Ok, bene, adesso andiamo verso la macchina e torniamo verso casa. E come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, iscrivetevi a Patreon, seguitemi sui social, Instagram, Facebook, scatto per scatto, e ci vediamo alla prossima. Baci. Madonna, che atmosfera che ci aspetta all'uscita della villa. Nebbia in Val Padana, no, non siamo in Val Padana, e buio e nuvole. E qua dietro, che non si vede più un tubo di niente, c'è la villa.